can't keep from crying sometimes. Mama, you know that she's dead and gone, and I am just all alone. I can't keep from crying sometimes. Am I so early in the morning? C'ha un problema di corri-corri, allora ci fermiamo in un motello e la devo portare a votare. Allora mentre porto mia nonna a letto che sta male con l'intestino, probabilmente c'era avuto una diverticolite, la sorella, immagino, no? Il nipote va giù nella portineria per mangiare una cosa, che siccome è un albergo così trova soltanto dei bundi con dei celofani. Però c'è anche là una vecchia prostituta, vecchia, no, quell'epoca non era vecchia, c'è una prostituta buffa che fuma ed è senza clienti perché quel motel è completamente vuoto. Allora a un certo punto pensa che sto ragazzotto potrebbe dargli qualche lira andando con lei. Allora è divertente perché poi alla fine questa riuscirà a portarli in camera, però questo è talmente frescone, talmente babbeo che combinerà di tutto tranne che andare con la prostituta. Vabbè. Quando tu vuoi arrivare a questo, al racconto di... Allora, a me viene in mente che questa prostituta aveva proprio una stanza in questo motel, dove la stanza era un po' particolare, però c'era una vasca con un pesce rosso che camminava. Allora, il finale doveva essere questo, che lei cercava di sedurlo in tutti i modi, però lui, come vede la vasca del pesce, fa e pesci rossi! E si mette là e si mette con l'occhio a guardare così. Fa così. Improvvisamente lei, come seduzione, si apre la vestaglia senza le mutande e si vede un triangolone nero che avanza come una lente di ingrandimento. Allora lui vede il pesce, questo triangolone, lo guarda, si mette paura, oddio! S'alza e poi fa cascare pure la vasca dei pesci e scappa via. Quella scena aveva un problema. La signora Ugo dice probabilmente no, la scena andò così. Leone venne quel giorno sul set. Sergio Leone era il produttore di quel film ed era un uomo molto autoritario, molto mi fa con la sua voce. Gli ha dato un'occhiata a Ugo dice per vedere come sta sotto le mutande. Non lo farò mai. Lui disse sei uno stronzo. Dico perché? Perché i registi si devono fare carico anche di queste cose e le devono controllare. E se questa adesso, scusate, ma è quello che è successo, se questa non è molto pelosa adesso in effetti non viene. Dica Sergio, quello che è, no, non è quello che è. Scusa un attimo, non ti faccio vedere io come si fa. Leone si alzò verso la luce, Milena va un attimo come andiamo a camerina. Io rimasi là come veramente nella situazione peggiore, più imbarazzante del mondo. Cioè lui che andava a controllare se poteva bene effetto, dico ma che gli dirà, che non gli dirà, tutta la truppa in silenzio, un po' imbarazzato, esce. Non c'è niente questo davanti. Allora, improvvisamente chiama due capigruppo, di quelli tremendi, di quelli romani, proprio così, sempre pronti, Sergio, dice, sempre un po' malavitosi. Sentite, ma andate a portare, mi piate 2 o 3 mignotte a Piovero, le portate qua, perché dobbiamo fare sta scena dove si vede davanti che viene bello forte, capito? Ai comandi se partono e non si riesce a finire con a Piovero, questi alle 11 di mattina che ne portano altri tempi, in 3/4 d'ora a Cinecittà ce ne stavano 3 pronte. A Leone fa, andiamo a controllare, dico faccia lui mi disistimava perché non aveva questo coraggio e poi budito che faceva sempre budito tutte le cose dei registi a un certo punto che succede? Succede che esce fuori e dice lei va bene e si vede una con la gomma americana
che però c'era gli sditi. Poi chiamato un chiedeva, Enzo, porta una spazzola, devo un attimo allargare perché voglio fare la prova con la macchina, mi metti 50 in macchina a Tovoli, voglio vedere se viene, però cerca di allargare, questa è la... I can't keep from crying sometimes, and I can't keep from crying sometimes. Mama, you know that she's dead and gone, and I am just all alone. I can't keep from crying sometimes. Am I so? Early in the morning, by the break of day, I get down on my knees, I fall down on my knees. You know what I pray, Mama? Mama, she's gonna get it gone. Now I have to know where I am. I can't keep from crying sometimes by my soul.